Io ritengo che solo un partito territoriale, come nella Catalogna, nei Paesi Baschi, come in Scozia, come in tutti i Länder che sono anche in Germania, no? Abbiamo anche la Bavaria che è gestita così da partiti forti territoriali, ma abbiamo l'esempio della Südtirol-Volkspartei, come dicevo, in Italia. Sono questi che possono difendere gli interessi dei locali, di chi vi abita, dandosi anche delle leggi adeguate, cioè nel senso che non possiamo ricevere tutte queste leggi da Roma e addirittura anche prendendoci in giro, perché il titolo quinto della Costituzione, che era stato modificato nel 2001 dal governo di centro-sinistra, non è stato ancora attuato. La conferma l'avete avuta, non so, con le centrali nucleari. La produzione di energia, e quindi la centrale nucleare è una produzione di energia, la decide la regione, no? Qui è stata decisa dal governo, che hanno posto un sito, come si sa bene, anche in regione. Allora, fare le leggi, aggirarle, prenderci in giro, è chiaro che è finito di mano. Adesso, a cui si è aggiunta la crisi mondiale, che ha fatto capire la debolezza di quello che erano tutti i sistemi, no? 20 anni fa abbiamo avuto la fine del comunismo, e nel 2009 abbiamo avuto la fine del capitalismo, perché evidentemente non si può crescere all'infinito. Ogni anno tutti i bilanci di tutte le aziende prevedono una crescita. Scusatemi, portiamolo n anni e verrà a un certo punto che questa crescita si ripiegherà su se stessa. E quindi sotto questo profilo il partito territoriale, noi speriamo di superare questo 3%, perché la nostra voce possa essere una voce di critica costruttiva a tutela e a sostegno e a difesa dei veneti.